Proveniente dal centro di recupero tartarughe marine di Lampedusa, l'esemplare di Caretta Caretta è stato liberato stamani sulla spiaggia di Punta Grande a Realmonte, nell'ambito della manifestazione Tarta Day, che si è svolta a livello nazionale in diverse regioni d'Italia. Si tratta di una giornata dedicata alla tartaruga marina ed è organizzata da tutti gli enti che partecipano al progetto LIFE, Tarta Life, riduzione della mortalità della tartaruga marina nell'attività di pesca professionale. Il Libero Consorzio di Agrigento è partner del progetto e ha organizzato la giornata a Punta Grande con la collaborazione del WWF, ente gestore della riserva naturale di Torre Salsa, e della sezione occidentale del WWF Sicilia della ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento e del comune di Realmonte. Sono stati presenti il direttore del settore ambiente del Libero Consorzio, dottore Contino, il sindaco di Realmonte Zicari, la direttrice della ripartizione Maria Licata, il responsabile e i volontari del WWF, oltre che un centinaio di persone attratti dall'evento, oltre che alla responsabile del centro di recupero di Lampedusa, Daniele Freggi, una delle massime esperte mondiali di tartarughe marine, che ha illustrato la storia dell'esemplare restituito alla vita marina, i problemi di conservazione della specie deve affrontare in tutto il suo areale di distribuzione. L'evento è stato preceduto dall'attività di animazione di Tarta World, programma previsto dall'azione del progetto LIFE dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi, avviato con successo dallo scorso 16 giugno, che sta riscuotendo un notevole successo tra i turisti e i residenti locali.